Altre 45.630 dosi di vaccino. Il direttore generale della Sanità Veneta Flor: da un flacone si potranno ricavare 6 dosi anziché 5. Questo vorrà dire abbattere tempi e vaccinare più persone. Nel frattempo, in questi giorni sembra calare l'indice di positività sui tamponi nella nostra regione. Zaia, Veneto a rischio arancione, lo sapremo presto. Perentorio il nuovo presidente dell'Ordine dei Medici di Padova, con un monito nei confronti dei colleghi: fuori dall'ordine chi non si vaccina. Nella Marca trevigiana oggi debutto dei tamponi rapidi invece in farmacia, già boom di prenotazione, i primi testati, lo facciamo per precauzione. A San Donato, dodicenne sospesa per un giorno da scuola per aver abbracciato una compagna, la madre fa ricorso per impugnare il provvedimento. 3 altre scosse di terremoto questa mattina in Croazia, mentre approfondimenti sono in corso per capire se ci sia un legame tra il sisma croato e i terremoti che si sono registrati nel Veronese. Alla vigilia del Capodanno gli auguri del governatore Zaia: poco da festeggiare con tante persone che lottano per la vita. Questo 2020 deve finire, speriamo in un anno di rinascita. E dunque buonasera, eccoci con l'edizione regionale dei telegiornali di Antenna 3. Partiamo dalla nuova tornata di dosi di vaccino stamane in Veneto per l'avvio ufficiale della campagna di immunizzazione. Intanto Zaia annuncia: stiamo osservando da più di qualche giorno una diminuzione dell'incidenza dei positivi. Sono atterrate all'aeroporto di Venezia e poi distribuite in tutto il Veneto altre 45.360 dosi di vaccino. Nei prossimi giorni riparte la campagna vaccinale per il personale sanitario. Intanto, dati alla mano, il presidente Zaia ha spiegato che nella nostra regione l'incidenza dei positivi è del 5,7, mentre la media nazionale al 27 dicembre era del 12,48. A onor del vero, ma non voglio che lo prendiate come un dato positivo, noi stiamo osservando da qualche giorno, da più di qualche giorno, una diminuzione di incidenza dei positivi. Poi Luciano Flor, direttore regionale della sanità, ha dato una buona notizia. C'è anche una buona notizia, perché sapete che da ogni flacone noi estravamo 5 vaccini. È arrivata la circolare ministeriale, da prossime vaccinazioni ne utilizzeremo 6. Il che vuol dire che grazie a questo il numero di 185.000 unità di vaccino sale a 222.000 unità, ma soprattutto, avendo più vaccini a disposizione a parità di consegne, i tempi di vaccinazione si abbattono significativamente e quindi i tempi di copertura vaccinale nella categoria della fase 1. Fra pochi giorni, fra l'altro, il governo dividerà nuovamente le regioni per fasce. Per il Veneto, non ve lo so dire, capite che comunque il passaggio di zona, a parte il fatto che se ci dovesse essere un passaggio di zona adesso di fatto viene assorbito dalle restrizioni che ci sono, quindi forse resta un margine di 3-4 giorni per fare le famose 2 settimane. Rimane fermo il dato fondamentale dell'R con T sopra l'1,25. Altro tema caldo: la scuola, che dice Zaia è un elemento di grande variabilità dell'infezione. Noi tifiamo perché la scuola sia in presenza al 100%, ma bisogna essere anche obiettivi. Sono mesi cruciali, che sono quelli, diciamo, di gennaio-febbraio delle vaccinazioni, e valuteremo. Guarda, io al dottor Forolo ho già detto che faccia un'analisi. Ne abbiamo parlato con l'assessore, con la prevenzione, per capire quale sarà la misura migliore per l'apertura delle scuole. Oggi non ve lo so dire. Poi la questione politica sul governo Zaia, non a mezzi termini. Penso che se questo governo non ha più la fiducia in Parlamento, si debba andare a votare, punto. Che diventa anche sanificatorio in un momento in cui si parla tanto di sanità. E in occasione proprio del punto stampa il governatore Zaia ha fatto gli auguri a 24 ore dalla fine di questo terribile 2020. Sarà per noi, dopo il Natale più triste della nostra vita, diciamo, di coloro che non hanno vissuto la guerra, ovviamente, il massimo rispetto per chi è ancora qui in vita che ha visto la guerra, sarà anche il peggio Capodanno. Sarà triste perché non, almeno per me, ma anche per voi che avete vissuto assieme a noi,
io non ho motivo di festeggiare sapendo che abbiamo delle persone che lottano tra la vita e la morte, lottano per restare in vita. Quest'anno deve finire. Spero che il 2021, anche grazie al vaccino, ci possa restituire le nostre vite. Guardate che il mondo si è fermato, Cioè il mondo si è fermato, quindi veramente auguro di cuore salute, di tornare in perfetta forma fisica. E poi un augurio veramente col cuore in mano a tutti i nostri operatori della sanità, uomini e donne, gli eroi li chiamiamo, gli angeli. Ecco, ricordiamoci magari quando brinderemo da soli o con qualche amico, non so, in base a quello che si può fare, ricordiamo loro che sono lì a lavorare. E poi le faccio ai giornalisti per come avete seguito questa partita. E lo dico ai cittadini, a ringraziare Dio di avere una squadra di stampa, di carta stampata, radio, televisioni, che vi ha informato giorno dopo giorno. Quindi veramente buon 2021, sperando che il prossimo anno lo si possa ricordare come un grande anno, il 2021. Del resto, come dico sempre io, dopo la pioggia viene il sereno. È piovuto tanto, ma veramente tanto, però arriverà il sole prima o poi. E dopo il Vaccination Day di domenica ci si prepara per dare il via da dopodomani alla campagna di vaccinazione vera e propria. Arrivata questa mattina la prima fornitura per il Veneto. Nella Marca i flaconi sono stati stoccati all'ospedale di Vittorio Veneto. Sono quasi le 11:30 quando arriva alla farmacia dell'ospedale di Vittorio Veneto, scortato dai carabinieri, il corriere con 2 pesanti scatoloni, atterrati insieme a molti altri alle 8 del mattino all'aeroporto di Tessera. Sono partiti dalla sede Pfizer di Karlsruhe in Germania e fanno parte delle prime 45.630 dosi di vaccino anti-Covid destinate al Veneto. Caricati su un carrello, gli scatoloni vengono portati all'interno della farmacia ospedaliera per lo stoccaggio, ma la prima operazione da eseguire è dare lo stop all'apparecchio che registra, dal momento in cui il siero parte a quello in cui arriva, la temperatura del contenuto. Siamo stati anche in qualche modo anche emozionati all'arrivo, è una cosa che si aspetta da tanto e molto. Speriamo che dia lo svolta a tutta la parte, diciamo, pandemica, che consenta di riprendere un po' la vita. Sicuramente è il punto di inizio, diciamo così, della svolta, così ci auguriamo tutti. 1170 i flaconi arrivati a Vittorio Veneto, da ciascuno dei quali sarà possibile estrarre 6 dosi per un totale di oltre 7.000. La prima fornitura per la Marca, cui ne seguiranno poi molte altre. Ogni settimana dovrebbe esserci l'avvio che consente quindi di proseguire la campagna vaccinale e anche di fare le seconde dosi, perché questo tipo di vaccino ha necessità di una prima dose dopo 21 giorni di una seconda. Al via il 1° gennaio la campagna di vaccinazione, destinatari del vaccino inizialmente gli operatori sanitari. Si comincerà con Treviso, che avrà appunto, per il numero di persone che ci sono, ovviamente durerà un paio di giorni, poi si passerà a Vittorio Veneto, che è ospedale Covid, come si sa, e sarà in contemporanea con, credo, con Montebelluna e poi a seguire. La dottoressa Maccari non ha dubbi sull'opportunità di vaccinarsi. Credo che sia non una forte consiglio, molto di più di un forte consiglio, visto quello che c'è. E rimanendo proprio su questo tema, dal nuovo presidente dell'Ordine dei Medici di Padova, in questo caso, arriva un monito nei confronti dei colleghi. Fuori dall'ordine, dice ai medici che non si vaccinano. Il medico dovrà essere responsabile in questa situazione, come in tutte le altre situazioni, di quello che dichiara, di quello che agisce. In base a questo l'ordine agirà e agirà senza fare sconti a nessuno. Azioni disciplinari per i medici negazionisti, contrari al vaccino anti-Covid e alla vaccinazione. Non usa giri di parole Domenico Crisarà, nuovo presidente dell'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Padova, pronto alla linea dura nel nome della scienza e di tutto il lavoro fatto in questi mesi durissimi da menti eccellenti di provata competenza, lavoro sottoposto poi agli organismi di vigilanza internazionale.
L'obiettivo per i medici deve essere chiaro: vaccinarsi intanto e vaccinare quante più persone possibili. Sulle conseguenze sono più che studiate. Quello che manca sono dei piccoli particolari che chiaramente bisogna vedere nel tempo. Se il fatto di vaccinarsi, oltre a garantire se stesso dalla possibilità di sviluppare la malattia, è in grado di bloccare la trasmissione. Ed è per questo che bisogna raggiungere l'immunità di gregge il prima possibile, perché non avendo dati certi sul fatto che il vaccinato non trasmetta più il virus, più vaccinati abbiamo, prima possiamo uscire da questa situazione. I vaccini, sottolinea Crisarà, sono una delle grandi conquiste della scienza. Al suo fianco Paolo Simioni, presidente uscente dell'Ordine dei Medici Padovani, che sulla fiducia nella scienza di tutti i colleghi, il 10° ordine d'Italia per numero di componenti, non nutre alcun dubbio. Io mi aspetto un'ottima risposta per i colleghi sui vaccini, in maniera particolare questa vaccinazione qui, perché è evidente che se noi riusciamo a proteggere gli operatori sanitari in generale, non solo i medici, intendo tutti gli operatori sanitari, noi possiamo garantire quello zoccolo importante che è di presenza. Anche perché il numero dei contagi è ancora molto elevato, lo dimostrano anche i numeri del report di Azienda Zero di questo pomeriggio, rapportato al bollettino emesso alla stessa ora di ieri. 3.849 complessivamente nelle 24 ore i nuovi positivi in Veneto, ben 120 i decessi nelle 24 ore. Vedete naturalmente che sono distribuiti per provincia, con questo picco di 714 nuovi casi nel Veronese, ma poi Treviso 542, insomma numeri ancora estremamente significativi. Oggi è stato anche il primo giorno di debutto dei test rapidi in farmacia, già diverse nella Marca trevigiana, anche nel cuore stesso della città. Ci sono persone molto interessate e anche passando chiedono per i tamponi quando fare, se sono valide per andare all'estero, eccetera. Sì, vedo che i cittadini da Treviso sono interessati di restare negativi. Questa è la speranza di tutti, non solo dei trevigiani, che in queste ore hanno assistito al debutto dei punti Covid anche nelle farmacie. Qui siamo nel cuore di Treviso, la farmacia Patelli del quartiere latino, dove il nuovo servizio è stato affidato a un'infermiera esterna sul retro dei locali in tutta sicurezza. Oltre le attese e le prenotazioni che in una sola giornata hanno superato le 40, con i telefoni che squillano senza sosta. Ci sono tante chiamate, adesso stiamo cercando di organizzarci. Questo non è il nostro lavoro, ci siamo prestati ovviamente con la nostra professionalità per dare un contributo alla sanità del Veneto. Il servizio è partito subito dopo il via libera al protocollo tra Regione del Veneto e farmacie. La tariffa concordata è di 26 euro. Va fatto su prenotazione, quindi non ci si può presentare così. Su prenotazione il paziente deve dichiarare di non avere sintomi simili influenzali e niente, nel giro di 10 minuti vengono fatte tutte le pratiche burocratiche inizialmente e poi il prelievo, e dopo un quarto d'ora si dà già l'esito positivo o negativo del test rapido. L'obiettivo quindi è quello di testare gli asintomatici che potrebbero sfuggire con lo screening tradizionale. È il caso di questa ragazza che si è sottoposta al test prima del rientro al lavoro. Penso che possa essere una tutela in più, una sicurezza in più, giusto per prima del ritorno e del rientro al lavoro. E dall'infermiera Elena parte anche un messaggio molto semplice. Siamo qui di aiutare. Ora a San Donà per il caso di una dodicenne sospesa per un giorno da scuola per aver abbracciato una compagna in barba alle disposizioni anti-Covid, e se la mamma ha deciso di ricorrere a un legale per impugnare il provvedimento, il caso sta montando di ora in ora. Studentessa di 12 anni sospesa per un giorno da scuola per aver abbracciato una compagna di classe, nonostante le raccomandazioni da Covid. Il fatto a San Donà di Piave a fine novembre scorso. La scelta presa dall'insegnante presente all'abbraccio, d'accordo con la presidenza, dopo che la ragazzina in più occasioni in classe aveva preferito non tenere la mascherina sul viso. Provvedimento che, seppur difficile, è pienamente condiviso dal primo cittadino Andrea Cereser. Dare una sanzione in tempo di Covid, che si tratti di una multa oppure di una sospensione anche di un solo giorno, non è mai
una scelta facile, è sempre sofferta, perché si tratta di fare sintesi tra diversi interessi. Lo abbiamo visto ad esempio tra economia e salute, oppure in questo caso tra diritto all'istruzione e pure diritto alla salute. A prendere le difese della dodicenne la mamma, convocata dal dirigente scolastico dopo che le aveva consegnato il foglio con annessa sospensione. Dirigente scolastico dell'insegnante, che devono anche tutelare la salute della persona stessa, dello studente, ma anche degli altri compagni di classe o di scuola. Quindi nel momento in cui si arriva a una scelta di questo tipo, io sono convinto che tutti i tentativi per arrivare con altre modalità sono stati compiuti, ma non sono stati efficaci. La mamma, per impugnare il provvedimento della scuola, ha ora affidato il caso ad un legale, dopo aver altresì minacciato la dirigenza dell'istituto di ritirare la figlia dal plesso scolastico. E questo per tutelare le nostre situazioni di salute e poter tornare ad una normalità il prima possibile. Ora ci fermiamo per qualche secondo, torneremo tra brevissimo. Edizione regionale dei nostri telegiornali, di nuovo in studio, sono state avvertite anche in Friuli Venezia Giulia questa mattina altre 3 scosse di terremoto con epicentro in Croazia. Approfondimenti sono in corso per capire se ci sia invece un legame tra il sisma croato e i terremoti che si sono registrati nel Veronese, scongiurato il pericolo radioattivo collegato a una centrale nucleare in Slovenia. Per andare a vedere se ci sia un collegamento, diciamo così, di causa-effetto tra l'evento croato e quello del Veronese. C'è qualche problema evidentemente con questo servizio. Passiamo al prossimo. L'argomento rimane lo stesso, parliamo delle nuove scosse di terremoto in Croazia. Da Zagabria il racconto del musicista padovano Luca Zulian. Beh, questa mattina ce ne sono state 3 addirittura, alle 6:15 la prima, sicuramente non violente come ieri, ma ci sono state, insomma, probabilmente sono le classiche scosse di assestamento. A parlare Luca Zulian, musicista padovano che fa la spola tra il Veneto e Zagabria, dove vive la moglie di nazionalità croata. Luca Zulian era a Zagabria alle 12:19 di martedì, la moglie per strada fuori dall'ufficio per la pausa pranzo. Non si stava in piedi il suo racconto, momenti di vita lunghissimi, al termine dei quali ti senti un sopravvissuto. In centro a Zagabria ci sono stati parecchi danni, notevoli crolli di pezzi vari di casa. Altre cose, già a marzo c'era stato diciamo una scossa più o meno simile e quindi insomma danni su danni, insomma ciò che si stava risistemando purtroppo è stato riaggravato tutto da questa ulteriore, chiamiamola così, botta. E dopo la grande paura anche in Veneto verso la Croazia e gara di solidarietà, partiti nella notte 48 tende e 6 container della protezione civile della regione. Al lavoro, oltre ai tecnici, i volontari del nucleo provinciale di Padova e dell'ANA con 2 autotreni e un autocarro. Facciamo allora il punto sullo sciame sismico di queste ultime ore. Per andare a vedere se ci sia un collegamento, diciamo così, di causa-effetto tra l'evento croato e quello del Veronese, direi che è un pochino presto per poterlo andare a dire, e dovranno essere fatti degli studi ulteriori. Serviranno quindi approfondimenti specifici per capire se e quanto i terremoti croati siano collegati allo sciame sismico registrato nel Veronese. La conferma arriva direttamente dal direttore del Centro Ricerche Sismologiche dell'OGS di Trieste, al lavoro senza sosta per inquadrare i fenomeni di inizio settimana, con la terra che è tornata a tremare a nord-est anche all'alba di oggi. 3 le scosse con epicentro sempre in Croazia, avvertite pure sul confine giuliano. I terremoti pongono anche delle
dei problemi transfrontalieri, e quindi proprio per migliorare il monitoraggio abbiamo un continuo scambio dati con i colleghi di altre nazioni, in questo caso anche della Croazia. In stretto contatto con l'OGS, la Regione del Veneto, che nelle scorse ore con la Protezione Civile ha messo a disposizione degli sfollati croati 48 tende, scongiurato il pericolo radioattivo della centrale slovena di Krško, chiusa per precauzione dopo la prima scossa. Uno screening è stato effettuato anche da ARPAV. Né ieri né oggi i nostri strumenti rilevano presenza di radioattività nell'aria. Quindi anche questo era una verifica che ritenevamo assolutamente importante. Resta il fatto che il nord-est si conferma area a forte rischio sismico, a dirlo lo stesso Bottaccin, che si appella ai cittadini per una cultura antisismica più diffusa. Ovviamente l'attenzione va tenuta sempre alta. Il nord-est è una zona particolarmente vulnerabile, lo sappiamo, e quindi io approfitto di questi giorni perché tante volte i sindaci mi invitano a presentare il piano di protezione civile del loro comune e non viene mai nessuno. Dobbiamo sempre tenere presente questi aspetti. E poi c'è la questione neve, perché le fitte e abbondanti nevicate dei giorni scorsi hanno provocato diversi disagi, in particolare sulla viabilità dell'altopiano di Asiago. I vigili del fuoco sono intervenuti la scorsa notte per liberare la strada della Fratellanza che collega Bassano ad Asiago. La carreggiata era ostruita dalla caduta di alberi gravati dal peso delle ultime abbondanti nevicate. La squadra intervenuta ha proceduto a tagliare le piante per liberare il passaggio e a scopo precauzionale è stata chiusa anche la strada che da Cesuna porta a Canove per la pericolosità di altri abeti a loro volta appesantiti dal manto nevoso. Fondi e risorse per la tutela del nostro patrimonio artistico. L'onorevole Germano Racchella ottiene un importante accordo dal governo. Arriva da Roma un importante successo per il patrimonio storico locale. È stato infatti approvato l'ordine del giorno dell'onorevole Germano Racchella per impegnare il governo a trasferire ai comuni con meno di 10.000 abitanti il 10% derivante dalla riscossione dell'imposta municipale fino al 2023, con l'obiettivo di riqualificare e tutelare palazzi, residenze storiche e giardini. Fondi necessari e fondamentali alla riqualificazione, la ristrutturazione e il mantenimento di questi beni storici, artistici e culturali, spesso in carico ai piccoli comuni con forte aggravio per le casse delle amministrazioni locali, ora impegnate a fronteggiare le gravi difficoltà provocate dal perdurare della pandemia. Mi sono fatto portavoce di tutti quei sindaci che fortunatamente hanno il privilegio di possedere un protagonista della storia italiana, ma che sono disperate perché non hanno le risorse per tutelarlo e salvaguardarlo. Una bella vittoria a tutela dell'identità della storia e del territorio. Era l'ultimo servizio, grazie per averci seguito, vi lascio all'edizione di Venezia e alle previsioni del tempo per domani. Arrivederci. Agenzia Le Cirque. Per vendere o acquistare la tua casa, Agenzia Le Cirque. Professionisti al tuo servizio. Benvenuti al Meteo. Ultimo giorno del 2020 all'insegna di una temporanea pausa asciutta, ma sarà soltanto una breve parentesi perché l'anno nuovo purtroppo non inizierà con i migliori auspici, quantomeno dal punto di vista del tempo. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto la giornata di giovedì 31 dicembre vedrà al mattino nubi basse e nebbie in parziale dissolvimento con il passare delle ore. Al pomeriggio vedete ampie schiarite soleggiate, ancora nuove foschie in formazione durante la serata. Temperature minime tra -1 e 2 gradi, valori massimi compresi invece tra i 4 e gli 8 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, inizialmente qualche addensamento nuvoloso con anche isolati piovaschi. A seguire sarà più soleggiato un po' dappertutto. Temperature minime tra 1 e 5 gradi, massime invece sui 7-8 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, dove la situazione sarà la stessa, con tanto sole, il cielo si presenterà sereno o al massimo velato. Temperature minime intorno ai -2 gradi, massime invece sui 3 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento.
Agenzia Le Cirque. Per vendere o acquistare la tua casa, Agenzia Le Cirque. Professionisti al tuo servizio.